Il Covid si è portato via il professor Giuseppe Basso, l'ex direttore dell'oncoematologia pediatrica di Padova. Ha lottato per settimane nel reparto di terapia intensiva, ma alla fine il virus ha avuto la meglio. 73 anni, pediatra, stimato dai colleghi e amato dalle tante famiglie e dai bambini a cui nel corso degli anni ha salvato la vita. Ha dato un grande contributo nella lotta ai tumori in età infantile. La notizia della scomparsa del professor Basso ha sconvolto tutti. Se ne va un grande scienziato, l'oncoematologia pediatrica è lui, c'è poco da dire. E fra l'altro un uomo che era ancora, diciamo, con piena energia, seguiva, se lo si incrociava col camice. Era uno dei medici più amati del Veneto, ha ricordato il sindaco di Padova Sergio Giordani, un uomo che aveva la pediatria nel suo DNA, così lo ricordano i suoi colleghi dell'azienda ospedaliera di Padova. Per noi aver perso un collega, ma un amico solidale, umanamente e professionalmente, proprio per affermare quella che noi chiamiamo la specificità pediatrica. Lui l'ha veramente difesa a suo modo, valorizzando la passione, la ricerca, la passione per la ricerca, la passione per formare i giovani. È una grandissima perdita, la perdita di davvero un grande uomo, un grande pediatra, un grande ricercatore che sicuramente aveva delle caratteristiche di persona che tutti noi ricorderemo per sempre, un uomo appassionato, tenace, sincero, combattivo, intelligente, esuberante, veramente lo ricordiamo esuberante. Devo dire un maestro che ha fatto la storia della pediatria e dell'oncologia pediatrica a Padova, ma anche a livello nazionale e internazionale. Basso ha diretto l'unità operativa complessa della clinica di oncoematologia pediatrica fino a 3 anni fa. Nel 2018 aveva partecipato all'inaugurazione della Teen Zone, un'area attrezzata per i ragazzi e pazienti oncologici. Da sempre è grande sostenitore della nuova pediatria, un progetto che purtroppo il Covid non gli ha consentito di veder realizzato. Il professor Basso qualche anno fa aveva lottato con tutte le sue forze anche per curare Eleonora Bottaro, la 17enne di Bagnoli di Sopra, morta di leucemia dopo aver rifiutato le chemioterapie. I suoi genitori seguaci del metodo Hammer erano convinti che sarebbe guarita. Il professor Basso si era sempre opposto contro la decisione di Eleonora di rifiutare le cure, convinto che la chemio potesse salvare la giovane vita della ragazza.